Oggi ci troviamo all'interno del Palazzo Tergesteo, è un palazzo nel pieno centro storico di Trieste. L'appartamento si trova al secondo piano. Notiamo fin da subito che l'appartamento ha delle altezze molto importanti. Parliamo di circa 3,80 m, 4 metri d'altezza. L'appartamento ha una disposizione molto semplice, molto lineare, una bella zona giorno con una cucina separata, con un bagno completo sia con vasca che con doccia, una camera matrimoniale che vedremo dopo. Pavimenti in legno, massello, battiscopa che riprendono il colore del legno molto alti. I caloriferi sono stati scelti per esempio nell'ottica del restauro con un design d'epoca, mantenendo appunto quello che è il concetto del restauro del palazzo. Unito però a tecnologie molto avanzate per quanto riguarda i consumi. Parliamo di riscaldamenti centralizzati però con contacalorie e le spese condominiali per esempio in questo appartamento sono veramente basse perché parliamo di 1.000 euro all'anno. Riscaldamento, raffreddamento e gestione condominiale. Come vedete sul soffitto per esempio sono state installate delle velette fatte apposta perché l'aria condizionata cada direttamente nell'ambiente senza dare sensazione di fastidio a chi vive appunto l'appartamento. L'appartamento è dotato di finestre che riprendono il disegno originale del palazzo, sono finestre molto grandi, molto alte, che danno anche una bellissima luce all'appartamento in giornate anche, come vedete, non perfettamente soleggiate. Gli infissi sono tutti quanti con doppia vetrocamera e nonostante la posizione dell'appartamento sia centrale ovviamente ci possono essere dei rumori dovuti alla piazza, però con questa tipologia di infisso abbiamo un ottimo isolamento anche acustico. L'appartamento viene venduto parzialmente arredato, in questo caso specifico il proprietario ha intenzione di lasciare all'interno la cucina così come la vedete con tutto il mobilio e gli elettrodomestici e incasso, parte del soggiorno dove eravamo poco fa e poi il bagno completo e parte della camera da letto. Come vedete è un bagno completo, è stato piastrellato, le piastrelle sono oltretutto di un ottimo colore molto neutro, c'è doppio lavabo, doppia specchiera, vasca da bagno e un bel box doccia ampio, comodo tranquillamente per 2 persone. Una bella camera da letto studiata in maniera sicuramente intelligente. Troviamo un mobile centrale che funge da guardaroba, una bella finestra che dà sulla piazza, che offre una grandissima luce alla camera e come vedete una parete attrezzata con il letto. Questo è un appartamento ottimo sicuramente per chi vuole investire a Trieste, vista la posizione centralissima, ma anche proprio per chi vuole vivere e abitare nel cuore della città. E se vi fa piacere, come sempre, visitarlo virtualmente, basta che clicchiate sul link che trovate qua sotto e potrete essere anche i primi a prenotare una visita poi reale sul posto.